TG, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Questa domenica vi terremo compagnia fino alle 13 con tantissime notizie da tutto il territorio veneto, tanta attualità, ma soprattutto, come sempre, tanta cronaca. E partiamo proprio da qui, ci spostiamo nel veneziano perché una tragedia in mare aperto a Cavallino Treporti. Un sub è morto durante un'immersione, si tratta di un 66enne di Treviso. Si era buttato in acqua per un'immersione, poi si è sentito male. Immediatamente è stato portato sul gommone da altri sub che erano con lui. La vittima è Giuseppe Viscuso, 66 anni di Treviso. La tragedia è accaduta intorno alle 11:30 a 10 miglia al largo di Cavallino Treporti. Doveva essere una giornata di sport e di svago, ma si è trasformata in tragedia. 12 sub che erano partiti la mattina per effettuare delle immersioni. Il 66enne si è gettato in acqua in un punto in cui la profondità è di circa 20 metri. Quando è risalito a galla, gli amici si sono accorti che qualcosa non andava. Il 66enne si era sentito male, così è stato riportato sul gommone. Immediatamente gli amici hanno lanciato l'allarme. Il natante si è diretto a tutta velocità sul pontile della Guardia Costiera di Jesolo, dove ad attenderli c'erano anche gli uomini del 118 che hanno tentato di tutto per strappare il 66enne alla morte. Purtroppo nulla da fare per Viscuso. Fino a tardo pomeriggio la Guardia Costiera ha sentito gli altri sub per ricostruire la tragedia. Le indagini della Procura di Venezia. Il corpo è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Jesolo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Probabilmente nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico per accertare le cause della morte del 66enne. Si tratta di esperti sub che avevano già effettuato numerose immersioni. Ancora a cronaca, rimaniamo nel veneziano. Panico ieri mattina in un centro commerciale di Mestre per una sparatoria contro una guardia giurata della Civis. Sul posto sono appunto soccorsi e forze dell'ordine. L'aggressore è stato fermato. Una guardia giurata di 59 anni della Civis è stata colpita da un uomo, un sardo residente a Udine, poi arrestato. 2 colpi zona inguine, uno andato a vuoto. In un sabato mattina assolato con decine di persone che entravano e uscivano dal centro commerciale. Tutto è accaduto nell'accesso di servizio che dall'interno del centro commerciale porta all'esterno dove si trovava il furgone portavalori. Ecco perché chi si trovava qui ha sentito nettamente gli spari e si è spaventato. Sarebbero stati 3 in tutto contro la guardia giurata, poi portata all'ospedale di Mestre, operata e ora fuori pericolo. Secondo una prima ricostruzione, quando il 59enne, che avrebbe dovuto effettuare un prelievo da una cassa continua, si è accorto di ciò che stava succedendo, ha cercato di fermare il bandito colpendolo alla testa col calcio della pistola. A quel punto lui ha risposto sparando. Tanta paura tra i clienti e i dipendenti all'interno del centro. Qualcuno l'ho fatto entrare dentro perché erano tanto spaventati, una signora stava quasi svenendo e poi sì, ripeto, non ho visto più di tanto. Non sapevamo se erano i palloncini, perché a volte fanno delle promozioni con i palloncini, se era qualche vetrina che era scoppiata e poi abbiamo capito che però erano spari perché abbiamo visto la gente correre, allora ci siamo riguardati, tutto qua. Abbiamo sentito questi 3 spari, le persone che scappavano, alcuni sono caduti a terra, sicuramente si è scatenato il panico e poi abbiamo visto intervenire appunto i nostri addetti alla sicurezza. Sul posto sono giunte immediatamente le volanti della polizia con la scientifica e il questore Masciopinto. Poi è arrivato il direttore che ha messo a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali si riuscirà a capire l'esatta dinamica. È la prima volta che è accaduto al centro commerciale, in 27 anni di storia non è mai accaduta una cosa del genere, quindi ci troviamo ad affrontare anche una nuova situazione. Siamo a completa disposizione delle forze dell'ordine, stanno approfondendo ovviamente le dinamiche per capire ovviamente tutti gli aspetti particolari di questa tipologia di assalto. È un evento eccezionale, quindi stanno approfondendo. Noi guardie giurate non siamo tutelate, da anni chiediamo il rinnovo del contratto che non arriva. Queste le parole ai nostri microfoni di Johnny Mancin, delegato sindacale dipendente Civis. Un professionista delle rapine a nord-est, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, il rapinatore che questa mattina ha sparato alla guardia giurata di 59 anni. Le forze dell'ordine l'avevano ribattezzato lupo solitario perché dopo i colpi spesso si dava alla macchia vivendo allo stato brado e nascondendosi in grotte.
Quanto accaduto oggi in pieno giorno di sabato mattina pone una seria riflessione sulle condizioni in cui lavorano le guardie giurate, come denuncia un dipendente delegato sindacale. Il nostro lavoro è pericolosissimo, purtroppo c'è molta ignoranza anche da parte della gente stessa, perché non capisce il lavoro che facciamo e a volte non siamo rispettati neanche dalle persone stesse. E noi a volte, quando ci vedono qui furgoni davanti al punto sensibile, come lo chiamiamo noi quando stiamo facendo l'operazione, ci obbligano quasi a spostarsi, questo parlo di persone, invece noi abbiamo proprio il regolamento, prevede che dobbiamo stare più vicino al sito sensibile. Apro e chiudo una parentesi, già che siete giornalisti, noi abbiamo il contratto scaduto da 7 anni e nessuno si muove per il rinnovo del contratto, nessuno ci tutela e questo fa molto pena. Ora qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco con ancora tanta cronaca e ancora tante notizie. Mezzogiorno e 20, bentornati in diretta con Focus TG. Vi abbiamo lasciato con la cronaca e continuiamo con la cronaca. Ci spostiamo però nel Vicentino, dal Bettone, perché da questa notte verso le 1:30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all'interno di un'azienda agricola appunto ad Albettone. Nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno interessato un capannone utilizzato come ricovero mezzi, attrezzature e 3 depositi di paglia e fieno. I pompieri arrivati da Lonigo, Vicenza Este, con i volontari di Tieni e Recoaro, con 4 autopompe, 3 autobotti e 26 operatori, hanno appunto iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a mettere in salvo gli animali. Le fiamme ora sono circoscritte e hanno però bruciato un capannone con all'interno un trattore, un carro miscelatore, diversi appunto rimorchi e attrezzi di lavoro, ma soprattutto sono andati persi 1600 quintali di foraggio. Un altro incendio, questa volta ieri verso le 14 nel Vicentino. I vigili del fuoco sono intervenuti appunto per domare le fiamme scoppiate sul tetto di un'abitazione in città Vicenza. Un principio di incendio sul tetto di un'abitazione in via Luigi da Porto in città ha fatto scattare l'allarme nel primo pomeriggio nella centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Vicenza. I pompieri, subito accorsi con 2 autopompe, un autobotte, l'autoscala e una squadra di 10 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse all'intero edificio. L'innesco, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe avvenuto a seguito del surriscaldamento di una canna fumaria. Il fuoco si sarebbe poi propagato alla guaina e allo strato di isolante. Le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell'abitazione si sono appena concluse. Ci spostiamo ora nel Trevigiano. Transita sulla rotatoria in centro a Candelù di Maserata, perde un'ingente quantità di mosto, ma prosegue senza fermarsi, sanzionato dalla polizia locale di Maserata grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il sistema appunto controllo targhe, il conducente di un mezzo agricolo che non si era fermato dopo aver imbrattato la carreggiata, rendendola viscida e pericolosa per il traffico. È accaduto nei giorni scorsi quando il conducente di un trattore con un rimorchio carico di mosto d'uva e privo di un telo di copertura è transitato a tutta velocità sulla rotatoria di Candelù. Il comando di polizia locale di Maserata sul Piave è stato immediatamente allertato da diversi automobilisti che, passando sulla rotatoria, avevano rischiato di finire fuori strada. Rimaniamo nel Trevigiano e continua il cordoglio per la morte di Suor Maria De Coppi, uccisa nell'attentato terroristico dell'ISIS in Mozambico. Io nell'80 sono stata sparata, anch'io. E io sono stata più fortunata di lei. Sono riuscita a cavarmela con un braccio storto, ma sono ancora. La morte che ti sfiora e nonostante tutto la forza di andare avanti. Suor Linda Mantovani, missionaria comboniana, è stata a lungo collaboratrice di Suor Maria De Coppi nel Mozambico lacerato dalla violenza. Ed è stata lei a tracciarne un ricordo commosso durante la messa in suffragio alla chiesa parrocchiale di Ramera. Fuori un cartello che dice tutto: santa subito, la sua comunità non ha dubbi. Io sinceramente, dopo che è morta, non sono capace di dire un requiem eterna. Normalmente quando muore qualcuno si dice il requiem eterna, no? Io invece gli dico gloria, perché sono sicura che è là, e da là ci guarda ognuno di noi.
un amore infinito. Una cerimonia partecipata e commossa poche ore dopo i funerali in Mozambico. Suor Maria, trucidata dall'orrore del terrorismo dell'ISIS, riposerà per sempre in quella che era diventata da 59 anni la sua terra e che non aveva mai abbandonato, pur correndo pericoli costanti. Una martire l'ha definita il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, lo stesso pensiero del vescovo di Vittorio Veneto. Un coraggio, una forza d'animo davvero straordinarie, di fronte ai quali tu resti veramente sorpreso. In lei, mi veniva in mente, si è realizzato alla lettera, direi, quanto dice il prefazio dei martiri: il sangue versato a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, il suo, come quello di tanti altri uomini e donne nella storia, questo sangue manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Ci spostiamo ora nel Padovano per raccontarvi una storia a lieto fine. È stato salvato dai vigili del fuoco uno splendido esemplare di pastore tedesco scivolato nelle acque del fiume Tergola nell'Alta Padovana. In acqua c'è rimasto almeno un paio d'ore percorrendo un tratto del fiume Tergora dal Molino Santon, che si trova ai confini tra Campodarsego e Vigonza, fino ad arrivare a Campo San Piero, dove è stato salvato. È grazie all'intervento dei vigili del fuoco che questo pastore tedesco di circa 2 anni è sano e salvo. Scivolato in acqua, il cane non era più riuscito a risalire la sponda ripida e scivolosa. L'allarme è scattato grazie a un passante. I vigili del fuoco, arrivati da Padova, sono entrati nel fiume con costumi idrostatici, riuscendo a recuperare il pastore tedesco. L'animale è stato affidato al veterinario ed è in buone condizioni. Grazie alla lettura del CIP è stato poi riconsegnato al proprietario. Apriamo ora la grande pagina della sanità, rimaniamo nel Padovano e parliamo di vaccinazioni anti-Covid. Arrivate le prime dosi contenenti la nuova formulazione bivalente in azienda ospedaliera, appunto sono arrivate le prime 75.000 dosi. Prime prenotazioni già a partire da questo lunedì. Lunedì scorso l'approvazione da parte di EMA e AIFA, le agenzie europea ed italiana per il farmaco. Ieri l'arrivo in regione delle prime dosi di vaccino bivalente. Si tratta dei vaccini Pfizer e Moderna, con formulazioni che proteggono sia dal virus SARS-CoV originario sia dalla variante Omicron. A Padova sono state consegnate le prime 74.880 dosi in azienda ospedaliera hub per tutta la provincia di Padova. Queste dosi saranno prenotabili a partire dal prossimo lunedì sulla piattaforma regionale vaccinicovid.regione.veneto.it. Per quanto riguarda l'azienda ospedaliera, 200 dosi saranno somministrate al Policlinico sabato 17 e sabato 24 settembre, ma i sanitari sono pronti ad aprire nuovi slot in caso di richiesta. L'arrivo dei vaccini con le nuove formulazioni si spera porti ad un aumento delle prenotazioni andate a rilento in queste settimane, soprattutto in vista dell'autunno, quando l'infezione da Covid potrebbe sovrapporsi ai virus influenzali. La quarta dose è raccomandata alle persone con più di 60 anni, agli ospiti delle case di riposo, alle persone a partire dai 12 anni con elevata fragilità, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza. La somministrazione va effettuata a 4 mesi dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione. Non solo nel Padovano, ma anche da lunedì nel Bassanese al via la somministrazione del nuovo vaccino bivalente. Al via da lunedì prossimo, il 12 settembre, la somministrazione del nuovo vaccino bivalente anti-Covid, studiato per proteggere in modo più efficace anche dalla variante Omicron. Aperte le prenotazioni per effettuare il richiamo, già 1.000 i primi posti creati in agenda, con le inoculazioni che si terranno all'ex Eurobrico lunedì mattina e all'ex Lanificio Conte di Schio nel pomeriggio. Ulteriori sedute sono già state programmate anche per mercoledì 14 settembre. L'accesso sarà come sempre su prenotazione tramite il portale dell'UL7 Pedemontana. E a proposito di vaccini, parliamo di quello rivolto al fuoco di Sant'Antonio nel Vicentino, al via la prima tornata vaccinale rivolta agli over 65.
Parte lunedì a Noventa la campagna vaccinale contro il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Si chiama herpes zoster ed è un virus che provoca una dolorosa eruzione cutanea che colpisce circa 150.000 italiani all'anno. 6.000 le lettere inviate dall'ULSS Otto Berica indirizzate in questa prima tornata ai nati del 1957. Lunedì comincia una imponente campagna di corte destinata ai nati del 1957, che sono i nostri 65enni. Abbiamo inviato in questi giorni più di 6.000 lettere, perché siamo ancora nell'epoca del baby boom, quindi i 65enni sono veramente tanti. Si tratta di un vaccino altamente efficace. Abbiamo a disposizione da poco tempo un vaccino altamente efficace che serve a ridurre questa infezione, che ricordo è anche responsabile, dopo la guarigione del fatto acuto, delle cosiddette nevralgie post-erpetiche, cioè questi dolori che rimangono per mesi nella zona di infezione e che sono altamente invalidanti per lo stato di salute del soggetto. Le 3 sedi di somministrazione del vaccino saranno quella di Torri di Quartesolo, di Noventa e il centro di Via Kennedy ad Arzignano. A proposito di sanità, torniamo nel Bassanese, un'altra segnalazione da parte di voi telespettatori di Rete Veneta. I sintomi da Covid, 3 tamponi rapidi e 1 in farmacia risultano positivi, solo quello fatto all'ULS invece risulta negativo. Sentiamo. Non è un anziano stavolta il protagonista a suo malgrado della vicenda per certi versi paradossale che vi raccontiamo. È un giovane di 30 anni che qualche giorno fa, accusando alcuni sintomi come febbre, mal di gola e malessere generale, ha sospettato che si trattasse di Covid e ha fatto il test rapido in casa, come ci racconta la zia. Mercoledì sera, per precauzione, ha fatto un tampone rapido in casa. Risultato leggermente positivo, quindi abbiamo detto attendiamo domani che di sicuro viene positivo perché oggi fanno fatica a riscontrarlo. Ieri doveva andare a lavorare e ha prenotato, invece di farlo giovedì in farmacia per non spendere 15 euro, ha prenotato all'USL numero 7 di Bassano del Grappa con esito negativo e in più il Green Pass di 48 ore per tampone negativo. Non essendo convinto, il ragazzo fa un altro tampone rapido in casa che risulta positivo e poi, per togliersi ogni dubbio, va anche in farmacia e l'esito è lo stesso. Se si fosse fidato solo dell'esito avuto dal San Bassiano, sarebbe potuto andare in giro con tanto di Green Pass. Per l'USL 7 il ragazzo può andare in giro positivo, USL numero 7. Tamponi rapidi fatti in casa, il ragazzo era positivo. Su 5 test effettuati, 1 solo è negativo, quello fatto dall'ULSS, e un dubbio sorge. Visto che i fai da te non sono attendibili, a questo punto non è attendibile l'USL numero 7 di Bassano del Grappa. Solo la coscienziosità del giovane ha fatto sì che rimanesse a casa in isolamento già da mercoledì, in attesa della negativizzazione, si spera definitiva. Perché a questo punto vogliamo delle risposte e a questo punto anche il rimborso dei 15 euro per il tampone effettuato in farmacia. Le risposte le vogliono in tanti e per questo i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. Con questo servizio chiudiamo la pagina della sanità, ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco con ancora tantissime news. Mezzogiorno e 34, bentornati in diretta con Focus TG, vi terremo compagnia questa domenica fino alle 13, tantissimi argomenti. Ora parliamo di scuola, lunedì appunto comincerà la scuola, suonerà la prima campanella e le scuole di infanzia paritarie a convegno, infatti pesa sull'avvio del nuovo anno scolastico l'incognita rincari, la stima è di più 400 euro all'anno per bambino. Le bollette le porteremo alle istituzioni locali. Non possiamo pensare di aumentare le rette di questa cifra, ci rifiutiamo di farlo. È ora di avere giustizia dalle istituzioni della Repubblica. La denatalità, la pandemia, ora il caro energetico, l'anno scolastico 2022-2023 per le scuole dell'infanzia paritarie si apre con l'interrogativo cruciale su a chi spetti pagare l'aumento delle bollette, sia alle famiglie o alle istituzioni. A convegno a Quinto, di nuovo in presenza quasi 1000 tra insegnanti, educatrici e coordinatrici delle oltre 200 scuole della FISM.
Trevigiana, 7 quelle che già durante l'estate avevano annunciato la loro chiusura tra costi lievitati e cali di iscritti. Dal 2008 a oggi le paritarie trevigiane hanno perso 6.278 bambini, vale a dire il 32% degli alunni. Attualmente i conti non è che siano tutti in negativo, però sicuramente ci sono scuole con 2 sezioni che chiaramente soffrono perché i costi di gestione sono gli stessi per 2 sezioni che per 4 sezioni. È chiaro che queste sono in difficoltà e vanno assolutamente aiutate. Siamo arrivati a un momento cruciale e il momento cruciale è in questo momento gli aumenti dei costi energetici che impattano, secondo una stima che è stata fatta, per 400 euro di maggior costo a bambino l'anno. Significherebbe per le nostre scuole, per reggere, pensare di aumentare le rette dai 40 ai 60 euro, tenuto conto anche dell'inflazione e del resto. Per noi è inaccettabile. La legge del 2000 che prevede la parità finanziaria con le statali va finalmente applicata, sottolinea Rubinato, che si è rivolta direttamente al governo. In questo momento a Roma si discute su un nuovo decreto aiuti. Ho chiesto al ministro Bianchi di sollecitare il governo. Non possiamo aiutare le famiglie a pagare le bollette semplicemente a casa loro, va bene, ma poi costringerle a pagare un aumento di 40-50 euro sulle rette dei bambini che vanno alla scuola dell'infanzia. Accogliere i bambini rimane una sfida impegnativa, dunque anche in questo nuovo anno scolastico che dovrebbe essere quello del ritorno alla normalità dopo il Covid. Fondamentalmente torna pienamente anche per la scuola dell'infanzia la presenza e il contatto tra i bambini e anche i momenti di socialità tra tutti i frequentanti della scuola. E pronti al suono della prima campanella anche gli studenti della provincia di Padova, un anno scolastico che parte con uno sciopero proclamato per la giornata di lunedì. Sentiamo. Addio a tutte le norme Covid, tornano finalmente in classe senza mascherine i 105.000 studenti che si presenteranno puntuali al suono della prima campanella nelle scuole del Padovano lunedì 12 settembre. Basta ingressi differenziati, ritorno in presenza di tutte le attività, tolte la maggior parte delle regole anticontagio, si resta a casa solo se positivi, ma addio anche alla DAD. Docenti e ragazzi contano su un pieno ritorno alla normalità. Nella giornata di lunedì qualche problema tecnico potrebbe crearlo lo sciopero di dipendenti di Bus Italia proclamato dalla Faisa Cisal. Nel frattempo è soddisfatto del lavoro di assegnazione delle cattedre fatto in queste settimane il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Roberto Natale. Quest'anno credo che parta veramente sotto i migliori auspici perché abbiamo bruciato i tempi, siamo stati in grado di assegnare gran parte delle supplenze, il regime previsto per questo nuovo anno scolastico ha consentito appunto ai docenti di ricevere delle proposte che sono state accettate dai docenti, insomma mi pare che la situazione sia davvero felice quest'anno. Ancora a scuola, rimaniamo nel Padovano con l'inaugurazione della nuova scuola primaria De Amicis. Il comune di Carmignano di Brenta completa la realizzazione del nuovo polo scolastico che lunedì ospiterà dal nido alle medie 800 tra bambini e ragazzi. Bandiera sulle note dell'inno d'Italia suonato dalla banda Giuseppe Bovo a precedere il taglio del nastro della nuova scuola primaria De Amicis di Carmignano di Brenta. Un traguardo atteso dal comune che in questi mesi sindaco, vice sindaco e tutta la giunta impegnati in prima persona ha lavorato senza sosta perché tutto fosse pronto in vista del 12 settembre, primo giorno di scuola. Un traguardo straordinario, frutto di un lavoro precedente anche di altre amministrazioni. Oggi non solo inauguriamo la nuova scuola primaria, ma raggiungiamo l'obiettivo di completare il polo scolastico che ha l'asilo nido, che ha la scuola d'infanzia inaugurata nel 2011, che ha la scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo e oggi la nuova scuola primaria Edmondo De Amicis. Un lavoro di sinergia su cui hanno investito anche le precedenti amministrazioni che riceve il grazie delle autorità scolastiche ansiose di
entrare in un edificio di nuova generazione e a consumo zero. Una scuola nuovissima, tecnologica, NZEB, quindi a consumo energetico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale. Veramente una scuola all'avanguardia che i nostri bambini potranno utilizzare nei prossimi decenni. 360 studenti alla scuola primaria, sono in tutto 800 i bambini e ragazzi dal nido alla scuola secondaria di primo grado accolti nel nuovo polo scolastico. Torniamo nel Bassanese. Lunedì la campanella della scuola Gabelli suonerà ancora una volta in Viale dei Martiri, non all'Istituto di Sant'Eusebio, e spunta un video irriverente sulle giravolte dell'amministrazione di Elena Pavan, appunto sul progetto. Il pasticciaccio brutto della scuola di Sant'Eusebio diventa un cartone animato per mettere in piazza, sul web, le giravolte, i salti mortali e le promesse non mantenute dall'amministrazione di Elena Pavan. A dare vita a questa striscia irriverente, che strapperebbe una risata se non ci fosse proprio nulla da ridere, sono qui i ragazzacci dell'opposizione cittadina, i quali hanno ben pensato, visto che una delle carenze cui si fa riferimento quando si parla dell'amministrazione Pavan è proprio quella della comunicazione con la città, di mettere in fila i fatti relativi ai lavori e alla riapertura della scuola di Sant'Eusebio. Ecco il video. Assessore, è ottobre e i lavori non sono ancora iniziati nella nostra scuola. Posticipano. Mi può dire quando iniziano? Ma riteniamo che con i primi di novembre questi possono partire di gran lena. Ma assessore, se i lavori inizieranno a novembre? Non potranno essere conclusi entro la fine dell'anno scolastico. Una cosa comunque pare sicuro l'assessore ai lavori pubblici. Loro hanno 9 mesi per terminare i lavori e pertanto dal 20 di ottobre al massimo entro il 20 di luglio, se non sbaglio i calcoli, i lavori dovranno essere terminati. Che bello! Se i lavori finiscono il 20 luglio, come dice l'assessore, significa che per l'inizio del nuovo anno scolastico saremo nella nostra scuola. Sono tanto felice. Gli scolari di Sant'Eusebio non torneranno nella loro scuola all'inizio dell'anno scolastico. Ma l'assessore lo aveva giurato. Il continua finale fa pensare che ne verranno altri. D'altronde i temi ci sono, da Santa Chiara a San Lazzaro alla scuola Mazzini, dalla sanità al rapporto con la città. Certo che oggi, con la prima campanella della scuola di Sant'Eusebio ancora vincolata all'affitto in Viale dei Martiri, il tema di grande attualità è proprio quello dell'istituto. Per il resto ci sarà tempo domani, il materiale non manca. Grande festa invece a Tezze sul Brenta per il taglio del nastro della nuova scuola San Francesco. Lunedì suonerà nella scuola media San Francesco d'Assisi di Tezze sul Brenta la prima campanella. Non solo la prima del nuovo anno scolastico, ma proprio la prima in assoluto. La scuola, i cui lavori sono stati completati pochi giorni fa, è stata inaugurata con una grande festa a cui hanno partecipato le autorità e i cittadini. Dopo il taglio del nastro, infatti, la comunità si è riversata nell'istituto per scoprirne le dotazioni e le caratteristiche. Il resto lo scopriranno i 200 alunni delle 9 classi che da lunedì renderanno vivo questo edificio, che rientra in un investimento da 4 milioni di euro. Finalmente consegniamo a tutta la nostra cittadinanza un bellissimo stabile, una scuola nuova realizzata con sistemi costruttivi innovativi a servizio dei nostri giovani che sono il futuro della nostra città. La scuola c'è e adesso bisogna pedalare, come si suol dire, i ragazzi devono studiare. Certo, la nuova scuola non esonera certamente i nostri ragazzi dallo studio, ma so che sono tutti quanti molto bravi, li vedete anche qua oggi all'entrata di questa scuola, si sono impegnati, si stanno impegnando e sono ottimista per il futuro della nostra popolazione. Pannelli fotovoltaici, sonde geotermiche e cappotti di ultima generazione rendono la nuova scuola all'avanguardia anche sotto il profilo energetico. Un dettaglio che con i tempi che corrono e soprattutto con quelli che sono in arrivo non è da sottovalutare.
questa è una scuola che è veramente autosufficiente, nel senso che ci sono dei sistemi di riscaldamento, di illuminazione che vanno nella direzione del risparmio energetico, quindi è sicuramente una buona cosa. Dettagli tecnici importantissimi per un istituto che però porta in dote il senso stesso di comunità di un paese che guarda il proprio futuro. Per quanto riguarda il profilo energetico è il top, non ci sono scuole come questa, però oggi ho la voce rotta perché è un'emozione unica per consegnare ai nostri ragazzi una scuola di questo tipo. Tutto il lavoro è stato fatto e riparato solo vedendo i loro occhi quando entrano. Li abbiamo intravisti durante le immagini del servizio, protagonisti di questa inaugurazione a questa scuola di Zede sul Brenta, anche Enrico Vanzini, sopravvissuto ai campi di sterminio, che porta ai giovani la sua straordinaria testimonianza, ma anche lui, semibasso. Vediamo. Studiare bisogna, direi, l'ho capito anch'io, insomma, non quando ero così giovane, nel senso che come ogni buon alunno non mi piaceva andare a scuola, o almeno così dicevo, in realtà mi piaceva molto. E studiare credo sia importantissimo, ma anche fare esperienza nella vita con gli altri. Dunque credo che la scuola sia un banco di prova, non solo per la professione che sarà nostra in futuro, per chi sta studiando, ma anche proprio per costruire quei mattoncini che ci renderanno anche persone valide. Quindi da questa scuola, insomma, lo sappiamo tutti, uscirà l'Italia di domani, il Veneto di domani. Cosa si può augurare a questi ragazzi? Si può augurare solo il meglio, in una situazione in cui magari augurare il meglio sembra quasi una presa in giro vista come va il mondo, però veramente ad augurare il meglio, ma soprattutto che siano loro in grado di costruire un mondo migliore. Noi ci stiamo provando, ci abbiamo provato, credo che tutti quanti, anche le generazioni passate, hanno fatto il loro meglio, adesso comunque tra poco toccherà a loro, comunque auguro loro proprio di riuscire a fare questo. Ora qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco per approfondire l'argomento del caro energia. Mezzogiorno in 48, ben ritrovati in diretta con l'ultima parte di Focus TG. Apriamo ora il grande tema dell'emergenza o comunque del caro energia. Al netto degli aiuti erogati fino ad oggi, le famiglie e imprese venete pagheranno luce e gas 10 miliardi di euro in più rispetto al 2021. Una cifra definita spaventosa dallo stesso centro studi della CGIA di Mestre che l'ha elaborata. Al netto degli aiuti sin qui erogati, quest'anno famiglie e imprese venete pagheranno luce e gas 10 miliardi in più del 2021. A livello nazionale la stima si allarga ad oltre 82 miliardi e mezzo di euro in più, pari a circa la metà del PIL annuo del Veneto. Secondo la CGIA, per mettere in sicurezza il Paese, entro la fine dell'anno bisognerà intervenire con almeno 30 miliardi di nuovi aiuti, ma per non incorrere in uno scostamento di bilancio, l'atteso decreto aiuti ter del governo Draghi dovrebbe portare in dote non più di 12-13 miliardi. Rischiamo che l'Unione Europea raggiunga l'accordo sul tetto al prezzo quando il gas non ci sarà più. Di conseguenza dobbiamo ricorrere subito allo scostamento di bilancio e ristorare famiglie e imprese con altri 15-20 miliardi di euro. Se i primi 12-13 miliardi di aiuti sembrano essere stati recuperati dal governo senza dover ricorrere a nuovo debito, secondo la CGIA di Mestre, vista la gravità del momento, non sarebbe un'eresia ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio per ricavarne almeno altri 15-20. È inimmaginabile che con una spesa pubblica annua di 1.000 miliardi non possiamo recuperarne qualche decina per salvare famiglie e imprese. I rincari energetici alle stelle preoccupano anche l'ex campione imprenditore Adriano Panatta. Nel suo centro, inaugurato un anno fa, si sta svolgendo un torneo di padel con i migliori giocatori italiani, un avvio che però deve fare i conti con bollette salatissime. Avete già visto arrivare i primi rincari? L'abbiamo visti sì. Purtroppo siamo cresciuti in maniera troppo esponenziale e stiamo vedendo anche di prendere provvedimenti in qualche maniera. Inaugurato da appena un anno, anche il centro sportivo di Adriano Panatta, con piscine e campi da gioco all'aperto e al chiuso, soffre il caro energia e l'ex campione di tennis e imprenditore non nasconde la sua preoccupazione. La sensazione purtroppo è come tutti che ha un'attività commerciale, industriale, ma anche le famiglie, insomma, siamo
una crisi molto grave e adesso vediamo anche se il governo, sia quello attuale sia il prossimo, dopo le elezioni riuscirà a prendere provvedimenti in qualche maniera, perché così non si può. Sappiamo che ci sarà un taglio anche per quanto riguarda le temperature da usare, noi ci adegueremo a quello che saranno le normative, ma è normale, insomma. Va trovata dunque una soluzione a livello nazionale e internazionale per evitare il collasso delle attività, anche quelle ben avviate come il centro sportivo di San Lazzaro, scelto dalla Federazione Tennis per ospitare la quarta tappa del torneo Open di padel maschile e femminile che terminerà domani. Siamo molto contenti, la partecipazione è stata molto buona, tanti iscritti, è sempre un indotto perché poi quando si creano posti dove si fa sport, dove si sta il tempo libero, si creano anche posti di lavoro e credo che sia importante per tutti. In campo i migliori giocatori italiani e non solo di padel, un traino anche per gli appassionati di casa nostra sempre più numerosi. Si parte dall'amatoriale, ma anche stiamo vedendo la parte agonistica. Questo torneo dà la conferma anche perché è una super tappa nazionale, ma che parte proprio dalla parte di quarta categoria. Due coppie ovviamente sono tra virgolette andate avanti e si sta proprio vedendo che il movimento sta crescendo. Con il caro energia ci spostiamo nel Bellunese, vi raccontiamo una storia, quella di un bar di Ponte nelle Alpi che chiude strangolato dai rincari delle bollette. Chiude il bar Faibel di Via Cadore, vittima del caro bollette. Sembra una storia piccola, ma non lo è. E non solo per la giovane titolare, perché potrebbe diventare la storia di tanti, troppi di noi. Ultimo giorno di attività per un bar, quanto pesa in questa decisione il caro bollette? Tutto. Tutto. Di quanto sono aumentate? Beh, del triplo più o meno, da 300-400 a 1.200 euro. E diventano prezzi insostenibili? Sì, anche perché quest'inverno diventeranno ancora il doppio, pensando al riscaldamento e tutto il resto. Hai sentito colleghi altri con gli stessi problemi? Sì, ce ne sono. Io non è che poi indago troppo sulle cose, io penso un po' a quello che è successo a me, però ne ho sentiti, sì. Certo, si deve guardare avanti, ma averci provato ed essere sconfitti non dal non essere capaci. Il bar era pieno di avventori, ma da rincari causati da motivi comunque sia lontanissimi dalla nostra vita quotidiana, non è facile da accettare. Io sono partita poco prima del Covid, quindi già è stata una batosta lì, dopo 4 mesi diciamo è arrivato il Covid e già lì una chiusura, quindi un po' una cosa dietro l'altra. Quanto male fa? Abbastanza, molto. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo sull'altopiano. Made in Malga celebra, ormai lo sapete, la tradizione casearia dell'altopiano di Asiago e anche la storia, come è successo ieri, con una forma davvero speciale. Ci sono volute 6 persone e quasi altrettanti minuti per aprire una forma di Asiago stagionata 10 anni, frutto del lavoro e della sapienza del malghese e casaro Tony Rodeghiero Nickel, scomparso qualche settimana fa. Questa è una forma realizzata in malga con latte crudo di malga a 1800 metri di altezza, una forma di Asiago eccezionale, 10 anni di vita, fatta su una caldera di rame con fuoco a legna e testimonia quanto la qualità del formaggio Asiago DOP sia incredibile, soprattutto in questi luoghi dove ha le sue radici. Quasi fosse una reliquia, col rispetto dovuto e celebrato dalla confraternita del formaggio, la forma, datata 19 agosto 2012 e del peso oggi di circa 7 kg, ha fatto una piccola processione attorno al municipio prima di essere aperta. Credo che questo sia un grande patrimonio anche per comunicare la bellezza del nostro territorio, la salubrità
l'aspetto appunto anche della salvaguardia di un ambiente che è assolutamente incontaminato e che noi abbiamo il dovere di tramandare alle future generazioni. La vendita di questo prezioso formaggio, 350 euro al chilo, finanzierà un importante lavoro di ricerca archeologica sulla storia della tradizione casearia in altopiano. Ci lavorano da 2 anni una ventina di studiosi delle università di Sassari, Augsburg e Padova. Il nostro progetto si chiama Bisachese, dal nome cimbro di una specie di cardo che serviva tradizionalmente nella cultura cimbra asiaghese per la cagliatura del latte. Adesso sappiamo che lo stesso ingrediente era utilizzato al Bostel di Rozzo, quindi già nel V secolo a.C., nell'abitato del Bostel, appunto, e naturalmente sappiamo che l'antichità rimonta addirittura al V millennio. A proposito di tradizione e territorio, ci spostiamo nel Vicentino, inaugurata ufficialmente l'antica Fiera del Soco alla presenza delle autorità. Al via la kermesse, all'insegna di una tradizione che si rinnova ogni anno, che attira migliaia e migliaia di persone da tutta Italia. Cultura, costumi e tradizioni che si rinnovano nella più antica fiera del Veneto, la Fiera del Soco, che riparte dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia. Oggi ad inaugurarla le autorità nel luogo simbolo al confine tra le province di Padova e Vicenza, dove secondo la tradizione apparve la Madonna a 2 contadinelli attorno al XIII secolo, momento che diede origine alla fiera. Evento che quest'anno più che mai si rivolge al territorio parlando di ripresa. La fiera ha traguardato nel tempo, perché noi abbiamo fatto una politica abbastanza importante che non è significativa solo all'interno del nostro territorio, ma che abbiamo cercato comunque di coinvolgere con accordi di partner commerciali o comunque progetti di marketing territoriali importanti. Quindi abbiamo ospitato molte specialità nel tempo di tutte le regioni italiane, ma siamo andati anche oltre i nostri confini, per cui abbiamo cercato di dare una dimensione veramente importante che possa essere un riferimento proprio per tutti. E noi con la nostra manifestazione, una grossa fiera, ospitiamo tante e tante attività che auguro e auspico e che effettivamente possano avere il loro giusto guadagno, il loro giusto ristoro. Questa fiera è una fiera che dura tantissimi giorni, che muove persone, muove chiaramente l'interesse verso il nostro territorio, magari quello meno conosciuto rispetto al capoluogo, ai comuni più importanti in senso di grandezza, però muove decine di migliaia di persone, direi anche centinaia di migliaia di persone. Volano per l'indotto economico del territorio, calamita dal Veneto e da tutta Italia migliaia di visitatori e di espositori. Vedere questa fiera cinquecentenaria assente era veramente un dispiacere enorme, e quest'anno con la ripresa siamo tornati a fare il nostro mestiere, cioè di essere supporto a tutte le attività locali che sono un momento di incontro, di aggregazione, di crescita sociale e anche un po' volano per l'economia locale. Questo era uno dei centri dove si commerciava il bestiame, a quel tempo là c'erano i patti, ci si dava la mano ed era come aver firmato di più di un contratto, era l'onore, era la dignità. Dobbiamo ripartire da quei principi, da quei valori e anche da queste zone. Ma alla Fiera del Soco trovano spazio anche la sensibilizzazione a temi sociali e il volontariato. Come Associazione Nazionale Alpini Sezione di Vicenza, la nostra squadra di protezione civile, l'unità di protezione civile, è da anni che collabora per quanto riguarda l'attività della Fiera del Soco e collabora seguendo la questione della sicurezza, insomma, ecco, con la Fiera del Soco. E in questo evento così atteso e importante sentiamo la voce dei visitatori. E noi era 2 anni che non venivamo, però è un po' l'inizio della rinascita, anche se ormai comunque è già più di un anno che il tutto è ripartito. Comunque è bellissima, perché noi non manchiamo mai qui di venire, perché comunque è una delle più belle che c'è in giro. Una cosa meravigliosa vedere ancora tanta gente, non avere mascherine, mamma mia, una gioia, finalmente. La grande fiera del Soco, diciamo così, è sempre stata una delle più importanti nella zona, diciamo. Ecco, lei si è concentrato sul cibo, vedo, però girerà altro. Ho preso anche un caffè prima e dopo... È un ritorno alla normalità finalmente e speriamo che vada avanti così. Che sia più o meno come sempre, insomma, che ci sia parecchio movimento, che si possa vedere belle cose novità anche magari. Tutto lì. Soprattutto per i bambini. Beh certo, adesso dobbiamo darle le giostre.
perché sennò non mi lascia più in pace. Dopo 2 anni direi che è un simbolo di rinascita, di ripartenza, per cui siamo tutti felici di vivere questo momento in compagnia e rivivere la normalità, la quotidianità. Dopo il periodo del Covid ci voleva una fiera così anche per loro, che si perdono via, ci sono le giostre e tutto, c'è la possibilità anche stare insieme alle altre persone. Fortunatamente quest'anno si riesce a fare, poi erano parecchi anni che non si riusciva più a fare nulla di ciò, quindi ne valeva la pena che tornasse. Questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, ci vediamo questa sera con TG Bassano e TG Vicenza, a più tardi.